Ciao, io sono Mattia Barbon, in arte Barbe, e vengo da Portogruaro in provincia di Venezia. Per me fare musica è una condivisione della mia ricerca in generale, una passione, resterà una passione, sono sicuro, però non si sa mai, ecco. La mia passione è nata nel 2014, ero alle superiori. E lì avevo iniziato a prendere in mano una console, una compatta, e suonavo EDM principalmente. Dopo nel 2018-19 ho iniziato a viaggiare, andare a Amsterdam a festival e robe, mi sono spostato completamente di genere e adesso ho trovato un po' il mio nel corso degli anni. Comunque è una continua evoluzione anche di generi, ma per me personalmente di comprare dischi, dopo magari passano 2 anni, cambi genere, vendi, compri altri dischi. Tutta un'evoluzione, mai stagni. Mai stagna! Il mio sogno come artista è, come dicevo prima, è condividere la mia musica, la mia ricerca. Lì si ferma, questo è l'importante secondo me, non serve tante altre cose. Artisti che mi ispirano sono troppo vario, cioè se devo dirne uno in passato che mi ha influenzato molto sono stati i Tale of Us agli inizi, però quando facevano musica che adesso non fanno più. Da lì è partito tutto il movimento verso l'underground. Loro mi hanno dato una grande svolta a riguardo, sì. Ragazzi, seguite la pagina su Instagram di Plastic Cuts, dove facciamo anche una serie podcast che comunque è inerente sulla stessa pagina, e ci sono una marea di dischi. Comprate vinili, non da noi ma in generale, perché il vinile non morirà mai.